Siamo con Mattia Luciano, protagonista di questa sfida tra l'Ololai e il Posada. Innanzitutto raccontaci l'episodio del gol. Diciamo, l'episodio del gol è un po' di fortuna c'è stato, diciamo, sulla punizione, però... L'hai piazzata bene, diciamo. Sì, diciamo che il portiere l'ha calcolata male quello, però è andata bene, quindi siamo contenti così, diciamo. Contenti a metà, perché potevamo portare a casa 3 punti, però sono riuscito a pareggiare con questo rigore, diciamo, dubbio, un po' generoso, dai. Va bene così. Ti aspettavi insomma qualcosa in più da qualche squadra in questo campionato, o secondo te la classifica rispecchia i valori? Guarda, io sono arrivato a gennaio, quindi diciamo, la prima parte del campionato non l'ho vista, le squadre non le ho viste bene, però da quando sono arrivato abbiamo affrontato Porto Rotondo, che comunque sta comandando il campionato e ha sicuramente una rosa esperta di giocatori, e poi soprattutto una panchina lunga, a differenza magari di altre squadre che hanno negli 11 buoni giocatori, però poi peccano magari nella panchina, che hanno una panchina corta. Poi altre squadre, anche il Buduso davanti a buoni giocatori anche in mezzo al campo, la Bittese lo stesso. Diciamo, il rammarico è un po' che comunque noi per quanto mi riguarda siamo un'ottima squadra, con qualche punto in più potevamo giocarcela benissimo anche per il secondo le zone alte, sì, tranquillamente. E che cosa vi ha dato invece il mister Farina? Guarda, il mister diciamo che è innanzitutto, oltre ad essere un bravo allenatore, è una grande persona, perché poi anche durante la settimana scherza sempre, è sempre il primo a scherzare, a farci divertire, e poi diciamo, si è calato nella categoria, cosa che non fanno in molti allenatori che magari sono convinti di essere allenatori da Serie A e infatti peccano. Poi invece il mister sa che siamo in prima categoria, come lo sappiamo noi giocatori, e ci caliamo in questa realtà. Gol dedicato a? Dedicato a... bella domanda. Cosa si fa dedicato a... niente, ai tifosi del Posada che sono arrivati qua, hanno sfidato il freddo. Sempre, diciamo, ai tifosi del Posada sempre, anche ai miei tifosi personali, diciamo, che mi sostengono sempre, in primis dico, i miei amici, la mia ragazza e la mia famiglia. Quindi. Certo. Benissimo Mattia, grazie e complimenti per il gol, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi. Ciao.